Taltier Chan dal ream dal re Baldassar, io denel oviodei una visione, dopodiché che avevi viodude prime. O cialavite visione, oviodevi ance co ieri assuse une fortece che iete province di Elam. Oviodevi co ieri ad or dal flum Mulai. O alciai voi per cialà, ve, di là dal flum aliere un roc. Alveve doi quars alts, ma un più alti che l'altri, sebbenché che il più alto aliere cresciut dopo. Po oviodei il roc a cori de bande dal sorelli a mont, de bande de tramontane e de bande dal misdì. Nessun ne mal non rivave a tigni teste, e nessun non le scapolave denande sofuarce, così al fasece che al volè e al diventa grand. Biel costavi resonant, ve un bec al vinive di sorelli a mont, dopo di ve passate fur par fur, dute latiere cence nances filiale. Il bec alveve un quar fenomenal fra miec dai voi. Si sdongià dal roc, alveve doi quars, e che io lo veve vioduti in pis di là dal flum, e si buttà quintri di lui con la vigorie de sofuarce. L'uvio dei a sdongiarsi dal roc e a sbrocassi quintri di lui. I petà intor e già vai doi quars, senza che il roc alves la fuarce di tigni teste. Lu buttà partiere e lu folpeà, senza che nessuno liberasse il roc de sue violenze. Il bec al diventà un evore potente, ma con tutte la sua grandezza il suo quar grand si crevà, e tal suo puestan crescer in quattri, fenomenai, in direzione dai quattri aiers dal ciel. Di un di lor al salta fur un altri picciol quar, che al diventà più grande bande dal misdì, de bande dal sorelli a mont e de bande de tiere dal splendor. Al diventà tan gran che al toccià gli schiris dal ciel e al fasè plombà sulla tiere une par de schiris de stelis e li sfolpeà. Alle su fin tremai all'altezza dal suo restante schiris e già va il sacrificio eterno e tira via la fonte de sua oblazione. Une schirie e ve l'incariche del sacrifici sacrilic eterno e la veritate fu buttata partiere. Al fasè così e le drette. Allora ho sentì un sant che al fevelave e un altri santi disè a di quel che al fevelave. Trop durerà e ancemò queste vision. Il sacrificio eterno tirat via, la desolazione de iniquità covade lì, e il santuari e gli schiris tibiadis. I rispondè, ancemò 2300 seris e buinoris, po dopo il santuario alviodarà la sua giustizia. Intant che io denelo cialavi la visione e o cirivi di savece che voleva di, ve cal comparì deman di me un cal semeave un om. Ho sentì la voce di un uomo sull'ulai cal berlave al diseve. Gabriel, sclarissi a di quel chi la vision. Lui al vini viers dal luc la coeri io e biel che si sdongiave mi gaffà una grande pore e mi buttai con la muse partiere. Mi disè, tu savaras, fidalom, che la vision e pal tim de fin. E biel che lui mi fevelave, io o ieri sempre con la muse partiere, ma lui mi toccià e mi fasesta su dret. Al disè, ve, ti fa scognossi ciò che succederà alla fin de rabbie, perché che si tratta dal tim de fin. Il roc che tu has viodut, con doi quars, a son i res de Medie e de Persie. Il bec, invece, tal è il re de Grece, il gran quar che tu has viodut fra miec dai voi, all'è il prim re, il quar crevat e i quattri quars cresciuts dal suo puest, a son quattri reams che salteran fur de so gernassie, ma non varan la sue stesse potenze. Ma sul finì dal lor ream, quanche pecciazza saran arrivata al colm, al vinera fur un re, con tune ghigne di fapore e esper di indovinei. La sua potenza crescerà,
ma non per merit de sofuarce, all'inmanerà trainis di restà scaturiz e alvarà fortune in tai siei pastiei, al fruciarà gli potensis e il popolo dai sans. Quintri dai sans adoperarà la sua baronade e l'imbroi de sos mans arriverà in puart. Dentri di sé si sglonfarà e al fruciarà un evore di loro tradiment. Si metterà quintri dai princips, ma sarà fruciat senza che iom sa mette in man. La visione de seris e des buinoris che ti è stata dimostrata è vere, ma tu ten con de vision senza fan per aule, perché che avranno di passare un evore di dis. Io, denel, ora stai come sfinita in malat per un evore di dis. Poi o tornai a dadicà e o tornai a ciappare il mio servizi da prov dal re. E o tasevi sempre sulla visione, perché non arrivavi a capire.